Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'ultima trovata del non pensiero woke francamente sfonda qualunque soglia del ridicolo, dell'immaginabile, del non immaginabile, si apre un territorio sconosciuto, meraviglioso, dove non è più niente del principio di non contraddizione di qualunque logica minima elementare. Rullo di tamburi, sapete che ai mondiali di calcio prossimi del 2026, che si terranno quest'estate nell'America del Nord dall'11 giugno al 19 luglio, è prevista anche un'iniziativa collegata ad essi chiamata il Pride Match, cioè una partita di calcio espressamente dedicata a promuovere l'orgoglio omosessuale e i diritti arcobaleno. È prevista a Seattle alla vigilia dell'anniversario dei moti di Stonewall, evento considerato simbolicamente il punto d'inizio del movimento di liberazione omosessuale contemporaneo. La FIFA aveva quindi previsto che si svolgesse questo match Pride, non ce la faccio perché quello che sentirete veramente è inimmaginabile. Comunque la FIFA lo aveva fissato per il 26 giugno all'Human Field di Seattle. La città di Seattle ha svolto un sorteggio per decidere quali sarebbero state le due nazionali che si sarebbero dovute affrontare nel Pride Match dell'orgoglio arcobaleno, e l'esito è stato Egitto contro Iran. Egitto-Iran per festeggiare l'orgoglio arcobaleno. È meraviglioso se non fosse tragico, perché parliamo di due paesi dove la condizione omosessuale, l'amore omosessuale è perseguitato fattualmente, se non addirittura previsto come crimine dalla legge, o meglio dalla Sharia nel caso dell'Iran. È un caso meraviglioso di abbaglio woke, per cui no, ormai questo non pensiero, ma che è diffuso ai massimi vertici della FIFA, voglio dire, si dà per scontato che esista una melassa interculturale, multiculturale, per cui chiunque condivide i diritti individuali nati e germogliati in Occidente, i diritti civili nati e germogliati in Occidente, l'inviolabilità intrinseca della persona nata e germogliata in Occidente, o anche, come dire, la caricatura di tutto questo che a nostro giudizio diventa l'iperdirittismo woke. Ma comunque si dà per scontato che questo cosmo valoriale coincida col cosmo tout court, che le culture siano commensurabili, interscambiabili, indistinguibili. Benissimo, in Egitto gli omosessuali sono quotidianamente perseguitati, condannati a vivere la propria condizione di nascosto. Non è ufficialmente reato essere omosessuali in Egitto, ma esiste tutta una serie di escamotage legislativi, tra cui soprattutto la legge sulla depravazione, per cui essi ogni giorno finiscono di fatto per essere perseguitati penalmente. Questa legge, tra le altre cose, prevede una definizione volutamente vaga ed ambigua e strumentale, e tra le altre cose stabilisce che gli omosessuali sono perseguibili per la, virgolette, pratica abituale della depravazione, quindi c'è un nesso tra la condizione omosessuale e la depravazione, con una pena comminata fino ai 17 anni di carcere, con o senza lavori forzati e penali. Lì sta un po' la benevolenza del giudice, capire se l'omosessuale deve pagare di essere tale anche col lavoro forzato. Episodi di discriminazione, di violenza, in primis anche familiari, sono all'ordine del giorno. L'Iran, vabbè, per decenza morale, diciamo, prima che cronachistica, non bisognerebbe spendere una parola sulla condizione degli omosessuali in Iran, perseguitati, rinchiusi negli orribili carceri iraniani, torturati, impiccati ed esposti in pubblico. L'omosessualità è prevista chiaramente come un reato penale dalla legge islamica implementata dagli Ayatollah fin dalla rivoluzione del 1979, rivoluzione applaudita dall'elite intellettuale europea, perché l'abbaglio di cui sopra è un abbaglio di lunga data. Ci sono
600.000 dichiarazioni dell'Ayatollah Khamenei, dei suoi tagliagole a supporto chiarissime sull'omosessualità, ne abbiamo scelta una a caso. Il caos sessuale continua oggi nei paesi occidentali, dove ci sono gravi vizi morali come l'omosessualità, che sono troppo vergognosi perché se ne possa anche solo parlare. E mentre diceva questo, probabilmente un tot di persone omosessuali nello stesso momento venivano impiccate in Iran, impiccate per essere omosessuali, considerati individui non degni, la loro vita considerata non sacra, anzi qualcosa da sopprimere perché sbagliata in quanto tale rispetto alla Sharia. Ebbene, la partita dell'orgoglio Pride a Seattle, città iperlibera, l'iperdem della costa ovest americana, sarà Egitto-Iran. E la FIFA pare che voglia tirare dritto, la sindaca di Seattle democratica Katie Wilson anche. Possiamo mostrare al mondo che a Seattle sono tutti benvenuti, ma non ne dubitiamo, il problema è che non sono benvenuti gli omosessuali fattualmente in Egitto, e sicuramente non sono benvoluti gli omosessuali fattualmente e anche dal punto di vista normativo in Iran, dove vige una teocrazia islamista, assassina, omofoba. Capite che se arriviamo al match Pride Egitto-Iran, da un certo punto di vista può essere confortante, perché vuol dire che questi signori sono veramente alla frutta. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio